Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo dalla cronaca, sono le ultime ore di libertà per Massimo Zen, l'ex guardia giurata che nel 2017 sparò ad un ladro, era un giostraio e lo uccise. Dovrà scontare la pena, 9 anni di carcere e la condanna definitiva. Nella sua casa di Cittadella attende che i carabinieri lo vengano a prendere per portarlo in carcere. Ultime ore di libertà per Massimo Zen, 52enne, ex guardia giurata, che il 22 aprile del 2017 uccise un giostraio che con 2 complici stava fuggendo in auto dopo aver messo a segno una serie di assalti ai bancomat. La Cassazione ha confermato la pena di 9 anni e 6 mesi per omicidio volontario, nonostante la Procura Generale avesse chiesto di annullare la condanna e rimandare il caso ai giudici d'appello perché l'evento si sviluppò nel contesto di un'attività lecita seppur rischiosa che aveva determinato una situazione che imponeva una reazione. Zen esplose 3 colpi, uno di questi mortale, mentre cercava di bloccare l'auto in fuga dei banditi che lo stavano per centrare. Preoccupato per il suo futuro, Massimo Zen dice di essere rimasto deluso dalla giustizia e anche dalla politica che dopo l'iniziale solidarietà lo ha lasciato solo. E questo era il servizio di Valentina Visentin e adesso andiamo al Tribunale Bunker di Mestre, dove per oggi è attesa la sentenza contro il clan dei Casalesi di Eraclea. Sentiamo in diretta Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Alle mie spalle vedete i cancelli dell'aula bunker che sono ancora chiusi perché gli avvocati e tutto l'indotto che riguarda il processo e la sentenza finale dei Casalesi sono stati convocati per questo pomeriggio. Quindi usiamo il condizionale perché è d'obbligo, dovrebbe arrivare la sentenza proprio nel pomeriggio. Sappiamo che però potrebbero volerci anche alcune ore perché si tratta comunque di un processo durato 3 anni che coinvolge 46 imputati, oltre 120 le udienze alle spalle, molte delle quali noi abbiamo anche seguito passo dopo passo e soprattutto migliaia e migliaia di pagine di indagini a coprire questo arco temporale che dai primi anni 2000 arriva fino agli arresti che ricordiamo tutti del febbraio 2019. In breve cerchiamo di ricordare le richieste di condanna che sono state avanzate dalla Procura: 452 anni e 3 mesi le piene richieste per i 46 imputati accusati a vario titolo, ovviamente 452 anni nel complesso, specifichiamolo, accusati appunto a vario titolo di aver fatto parte o di aver collaborato al cosiddetto clan dei Casalesi di Eraclea. 30 anni la richiesta di reclusione avanzata per Luciano Donadio, considerato dalla Procura di Venezia il boss del sodalizio criminale che avrebbe appunto operato nel territorio di Eraclea e del Veneto orientale. Ancora delle pene esemplari che sono state richieste anche per gli altri accusati di essere al vertice del clan, ovvero 30 anni per Raffaele Buonanno, 20 anni invece e 3 mesi per Puoti, 30 anni per Pacifico, 4 anni invece la richiesta di pena avanzata per l'ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre. Ricordiamo anche che la Regione Veneto ha chiesto un risarcimento di 1,2 milioni per danno d'immagine, mentre anche la Presidenza del Consiglio, che si è costituita parte civile, ha chiesto 1 milione e il Ministero degli Interni 200.000 euro a copertura dei costi di indagine e del commissariamento del Comune di Eraclea. Ancora l'Associazione Antimafia Libera e la CGIL hanno avanzato richieste rispettivamente per 300.000 e 400.000 euro. Praticamente nel complesso sono stati chiesti oltre 5 milioni di euro. A queste richieste, tra capi di imputazione e richieste in denaro, gli avvocati delle parti civili l'hanno accolta con stupore e disappunto, ovviamente poi portando la loro difesa. Oggi sarà la giornata tra oggi e domani, vedremo quanto durerà della sentenza definitiva e quindi capiremo come si concluderà, in che modo questo processo che riguarda la presenza anche dei Casalesi a Eraclea. Qui dall'ingresso dell'aula bunker di Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori e come ricorderete gli avvocati difensori
degli imputati del clan dei Casalesi attaccarono la stampa, dissero che i giornalisti avevano gonfiato troppo le notizie e che quindi avevano aggravato la posizione di coloro che sono a processo. Sentiamo cosa aveva detto in risposta Maurizio Dianese, che è il giornalista del Gazzettino che dei Casalesi si è occupato. Abbiamo importato, oltre alle mafie, anche il metodo mafioso che è esattamente questo, cioè le minacce agli organi di stampa e ai giornalisti con nome e cognome vengono fatte dagli avvocati dei mafiosi e non era mai successo questo nel Veneto. Il nome del giornalista del Gazzettino Maurizio Dianese, presidente del Centro di Documentazione e Inchiesta sulla Criminalità Organizzata del Veneto, è stato citato dagli avvocati di Luciano Donadio, che in aula Bunker a Mestre hanno tentato di smontare la ricostruzione della pubblica accusa che la scorsa settimana ha chiesto 30 anni di reclusione per l'uomo accusato di essere stato a capo di un'organizzazione di stampo mafioso operante nel Veneto orientale per 20 anni. Nella loro arringa i legali hanno attaccato la stampa senza giri di parole, definendola morbosa. Si è messo in moto un circolo vizioso, hanno detto. La mafia a Eraclea c'è perché lo dice il giornalista. Io non discuto sul fatto che un avvocato difensore dica che è tutta colpa della stampa, succede sempre che è un'invenzione, ma è un'invenzione che è stata certificata da 3 sentenze, compresa la sentenza della Cassazione, che dice che a Eraclea c'è la mafia. E siccome io per 20 anni ho scritto questo, sono preoccupato del fatto che gli avvocati difensori abbiano deciso di attaccarmi un bersaglio sulla schiena, cioè di indicarmi direttamente come il responsabile di quello che sta succedendo, come se il processo l'avessi fatto io. Ecco perché dico, abbiamo importato le mafie e purtroppo abbiamo importato anche questo meccanismo bruttissimo per cui si indica direttamente il nemico con nome e cognome. Non era mai successo prima e spero che non succeda mai più. Dianese, il primo a scrivere articoli sul clan Donadio oltre 10 anni fa, non è stato l'unico nome citato dai legali. Ci sono anche l'ex prefetto Zappalorto, definito paladino antimafioso, forse in cerca di visibilità, e parlamentari come l'ex deputato PD Pellicani. Un attacco alla stampa che arriva proprio nel giorno in cui i giornalisti hanno manifestato a Venezia. Io ho fatto il mio mestiere, che è quello di informare i cittadini che c'è un pericolo nella zona del Veneto orientale. Il pericolo è concreto, prima con la banda di Felice Maniero, adesso con l'inserimento dei Casalesi e addirittura è arrivata l''ndrangheta e mi si accusa di fare il mio mestiere. Sono preoccupato per questo sistema degli avvocati difensori che credono che non incida assolutamente nella vita di una persona, nel caso specifico della mia, credono che non incida per nulla, invece sono molto preoccupato. È stato giusto risentire la dura replica di Maurizio Dianese in un momento in cui i giornalisti sono sotto attacco su più fronti. Torniamo alla cronaca, tragedia della strada ieri sera in provincia di Treviso, a Gorgo al Monticano ha perso la vita un padre di 49 anni, stamattina a Oderzo c'è stato un altro incidente grave, una ragazza di 22 anni. Stava andando a prendere la figlia alla partita di basket quando improvvisamente ha perso il controllo dell'auto che è finita nel fossato. È morto così ieri sera poco dopo le 22 Vasco Basso, 49 anni, di Salgareda. L'incidente è avvenuto a Gorgo al Monticano in via 11 febbraio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Purtroppo ogni tentativo di salvare la vita all'uomo è risultato vano. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Dai primi accertamenti pare non vi siano altri mezzi coinvolti e che Basso sia uscito di strada autonomamente. Vasco Basso lascia la moglie e 2 figlie. È la 25esima vittima sulle strade del Trevigiano in questo drammatico 2023. E stamattina, poco prima delle 7, c'è stato anche un altro grave incidente sulle strade della Marca, a Oderzo, lungo la regionale 53. Una ragazza di 22 anni ha perso il controllo dell'auto ed è uscita di strada, restando intrappolata nella vettura. Sul posto i vigili del fuoco e l'ambulanza. La giovane è stata trasportata all'ospedale Cafoncello, dove è ricoverata in gravi condizioni. C'è stato un grave incidente domenica a Marano Vicentino, è morto un motociclista, adesso è sotto inchiesta un 19enne che avrebbe causato l'incidente. Vediamo.
La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico di un 19enne residente in provincia di Vicenza in relazione all'incidente mortale di domenica 28 maggio a Marano Vicentino, costato la vita al motociclista 64enne Giacomo Luisi Xotta. A condurre gli inquirenti su questa pista sarebbe stata l'autopsia, che avrebbe escluso l'ipotesi del malore ma ricondotto le cause del decesso ai traumi riportati nella caduta, forse causata da un probabile impatto con un'auto che lo avrebbe spinto fuori strada. Oltre alle indagini condotte dagli agenti della polizia locale dell'Alto Vicentino, che hanno acquisito alcune testimonianze per ricostruire la dinamica dell'incidente. La Procura di Vicenza, con il PM Luigi Salvadori, ha anche disposto il sequestro sia della moto che di 2 auto. E un'auto è andata in fiamme l'altra notte a Breganze e un automobilista che passava da quelle parti ha subito avvertito i vigili del fuoco. Vediamo. Tanta paura la scorsa notte per un automobilista che, percorrendo via Marco Guadagnin a Breganze, ha visto le fiamme che uscivano dall'auto che guidava alimentata a gasolio. Ha subito accostato, spento il motore ed è uscito allertando i vigili del fuoco. I pompieri arrivati dalla caserma di Bassano sono riusciti a spegnere in tempo l'incendio, evitando possibili esplosioni, mettendo quindi in sicurezza l'area. E purtroppo c'è stato una strage sfiorata in questo caso. Un autobus è andato in fiamme nel Padovane, l'autista è riuscito a salvare, a far scendere i passeggeri, 10 appena in tempo, c'erano anche dei bambini. Sono problemi legati all'usura di vecchi mezzi che non dovrebbero essere utilizzati. Sentiamo la protesta dei sindacati. In diretta da Padova c'è Ilaria Marchiori. No, Valentina Visentini, scusate. Sì, buongiorno da Padova. Ieri attimi di paura all'interno di un autobus della linea 10 di Bus Italia che stava transitando in zona San Lazzaro. L'autista si è reso conto che le fiamme stavano completamente avvolgendo la parte posteriore del mezzo. Ha subito fatto scendere i passeggeri, circa una decina che erano all'interno, mettendoli in salvo, tanto lo spavento per questo episodio che insomma fanno notare i sindacati, ricorda quanto siano vecchi alcuni mezzi di Bus Italia che sono ancora in servizio. Qui con me c'è Stefano Pieretti di ADL Cobas. I Cobas spesso hanno denunciato gli autobus troppo vecchi della linea di Bus Italia per quanto riguarda il servizio urbano. Anche in questo caso il mezzo era piuttosto datato. Sì, il mezzo era datato, non è l'unico ovviamente, ce ne sono ancora moltissimi che girano. E quello che era previsto nel contratto di servizio da parte di Bus Italia, cioè di rinnovare la flotta urbana, oltre che quella extraurbana, di fatto sta patendo tempi lunghi per il rinnovo. Infatti ci ritroviamo che ci sono ogni tanto annunci di nuovi mezzi che arrivano, però in realtà questi nuovi mezzi noi non li abbiamo ancora visti. Una parte sono arrivati, sappiamo, per l'extraurbano, ma nell'urbano abbiamo ancora questo tipo di situazione. È una situazione che di fatto mette a rischio gli utenti e mette a rischio anche i lavoratori, perché sappiamo benissimo che oltre alla vetustà di questi mezzi c'è il fatto che anche la manutenzione ovviamente è carente e quindi da questo punto di vista diciamo i rischi aumentano. Ecco, ieri era domenica, però l'autobus era un autobus doppio, quindi molto probabilmente impiegato anche nei servizi di trasporto scolastico al mattino. Ieri era domenica, c'erano solo 10 persone a bordo, quindi insomma una tragedia sfiorata quella che è avvenuta ieri. Beh, diciamo che in alcune linee gli autobus doppi sono assolutamente necessari, quindi di domenica ovviamente nella linea 10 normalmente si usano questi, ma normalmente sempre su questa linea si usano tutti i giorni perché è una linea molto frequentata, molto lunga e quindi necessita di autobus che siano in grado di avere una capacità importante. Insomma, questa è la cronaca con le richieste da parte dei sindacati. Da Padova è tutto. Grazie Valentina Visentin da Padova. Intanto stanno migliorando le condizioni del proprietario di un'abitazione di Fellette, siamo nel Bassanese,
dove è divampato un incendio. Abitazione a fuoco, il proprietario finisce all'ospedale. Momenti di tensione a Romano Dezzelino, siamo in via Bassanese, nella frazione di Fellette, dove è divampato un incendio le cui cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. In casa c'era una coppia di coniugi, i pompieri sono intervenuti con 2 automezzi e 5 operatori. Sono riusciti a portare fuori la donna che era rimasta bloccata al piano superiore, mentre il marito, che aveva provato a spegnere il rogo con un estintore, ha respirato molto fumo ed è stato portato al pronto soccorso per accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni stanno migliorando. Le fiamme sono state circoscritte nella stanza al piano terra, evitando un rogo generalizzato. Bruciato tutto il contenuto del locale adibito a lavori hobbistici. Danni al laterizio del tetto e da fumo al resto dell'abitazione. Servizio di Vanessa Banzatto, vediamo dai titoli del Corriere del Veneto di questa mattina. Aborto, 50 anni fa il processo a Gigliola Piero Bon aprì la strada alla legge 194. Mattia schiacciato dalla gru, la famiglia, giovani, venite in tribunale a vedere come si muore di lavoro. Una vicenda che abbiamo seguito da quando purtroppo è accaduta la tragedia. Vicenza, finì fuori strada in moto e morì, non fu malore, fu spinto fuori strada e c'è un indagato. E infine da Verona il suicidio di Livio Cinetto, la madre ora aiuto gli altri ragazzi, purtroppo una piaga sociale quella dei giovani che si tolgono la vita. Intanto è ancora senza nome il cadavere dell'uomo ripescato ieri nelle acque del fiume Brenta a Fontaniva. Una tragedia sotto gli occhi di tante persone che ieri stavano facendo una passeggiata lungo il fiume Brenta a Fontaniva. Un uomo si è gettato in acqua venendo trascinato dalla corrente. I testimoni hanno allertato subito i soccorsi, ma lo sconosciuto è deceduto dopo un'ora di tentativi disperati di rianimazione. L'identità dell'uomo, dall'età apparente di 40-45 anni, è ancora sconosciuta. Non aveva documenti. Ieri, in tarda serata, pare abbia raggiunto le sponde del Brenta in località San Giorgio a Fontaniva. Il suo corpo, trascinato dalla corrente, è stato notato da alcune persone che hanno fatto scattare la macchina dei soccorsi. A Fontaniva è arrivato anche l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per la ricerca dall'alto. I soccorritori lo hanno recuperato a circa 500 metri dal punto del primo avvistamento. I medici del SUEM hanno tentato di rianimarlo, ma dopo un'ora è stato dichiarato il decesso. Sul posto anche i carabinieri. Le indagini sembrano far escludere il coinvolgimento di terze persone e si propende per il gesto estremo. La vittima ha un'età apparente di 45 anni, addosso non aveva documenti né elementi utili all'identificazione. Il magistrato ha disposto nulla osta per la rimozione della salma in attesa di vagliare le segnalazioni di scomparsa. E lavorano sempre in condizioni di rischio i conducenti dei mezzi pubblici che vengono spesso aggrediti, il più delle volte da persone a cui viene rimproverato di non aver acquistato il biglietto. È successo ieri su un bus che andava a Chioggia, 3 ragazzi sono scappati per sfuggire al controllore e sono stati poi fermati dai carabinieri. Avevano con sé un coltello da 32 centimetri. Fermati e denunciati 3 giovani, un 18enne di Arzergrande e 2 19enni di Campolongo nel Veneziano, da parte dei carabinieri di Piove di Sacco, chiamati dall'autista del bus che da Padova porta a Chioggia perché i ragazzi non avevano il biglietto. Quando il controllore ha chiesto di esibire i ticket, alcuni passeggeri hanno azionato l'apertura d'emergenza delle porte, costringendo il conducente ad arrestare la marcia del mezzo e scappando. I carabinieri sono riusciti a fermare i 3 ragazzi che nella loro fuga avevano perso uno zaino con all'interno un coltello da cucina lungo 32 centimetri. Il proprietario non sapeva giustificarne il possesso. I 3 sono stati denunciati per resistenza ad incaricato di pubblico servizio, interruzione di pubblico servizio in concorso e solo per il 18enne anche porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Servizio di Francesco Rattai, vediamo la notizia con cui abbiamo aperto questa edizione di Focus TG. Massimo Zen, sparai a un ladro in fuga, l'ho uccisi e tra poche ore finirò in carcere. Vedremo di collegarci in diretta tra poco con Vanessa Banzatto a Cittadella, dove potremmo anche avere la possibilità di intervistare lo stesso Zen e nel caso anche il sindaco di Cittadella, Piero Bon.
Vediamo cosa è successo a una famiglia che si è salvata per miracolo, una famiglia di Abano Terme. È caduto un masso sull'auto di questa famiglia lungo la regionale a Gordina, è accaduto a Sedico, nel Bellunese. Vediamo. Il masso è caduto proprio a ridosso del poggiatesta dell'auto, sfiorando tutti e 4 gli occupanti del veicolo, una famiglia di Abano Terme. Sono salvi per miracolo madre, padre e 2 figli che ieri pomeriggio stavano percorrendo la strada regionale 203 a Gordina per rientrare nel Padovano dopo una giornata trascorsa ad Alleghe. Il masso è caduto intorno alle 15:30 nel comune di Sedico, all'altezza della centrale idroelettrica. Un grandissimo spavento, ma per fortuna nessuno dei 4 è rimasto ferito. Nessun riflesso neppure per la viabilità. Una strada, quella che collega Sedico ad Agordo, dove la caduta di sassi è frequente e segnalata da cartelli di pericolo che invitano alla prudenza. E adesso andiamo a Vicenza e sentiamo i residenti di Viale Anconetta. C'è un grosso problema di sicurezza nella viabilità. Per ridurre la velocità dei veicoli, questi cittadini propongono l'impiego di semafori intelligenti. La strada qua a Viale Anconetta è pericolosissima come strada, perché a questo punto soprattutto continuano a uscire o fare incidenti o non si fermano, cioè proprio neanche alle strisce pedonali. È un problema che corrono troppo, una cosa impressionante. Io ho paura di attraversare la strada. Perché c'è tutto, perché c'è la luce, c'è tutto, però non si fermano. Una volta hanno preso la ragazza che porta fuori le pizze, l'hanno presa in pieno. Ogni settimana bisogna che venga qua i vigili, tu sei telecamere per controllare, perché investe uno. Tutte le settimane. Ed è così poi insomma, quando hanno fatto che le piste ciclabili qui diventa un problema. Il cliente che viene fuori dalla tabaccheria viene preso sotto perché ci sono certi ciclisti, poi è bene che vanno, che esatto, è una cosa veramente vergognosa. Poi questi dissuasori non servono a niente, perché con una pedata li butti giù, almeno mettete qualcosa che sia un po' più consistente. È una zona molto a rischio per noi come negozi, ma anche per le persone che camminano a piedi. Soprattutto quando ci sono le sbarre chiuse magari si riesce anche a vedere. È in curva, poca visualità anche. Soprattutto vari anziani o gente con la bicicletta. Quando attraverso le strisce pedonali spesso e volentieri i guidatori non prestano attenzione, quindi mi devo schivare per non essere investita. Sì, bisogna stare molto attenti, sì, è vero. No, non va bene, troppo traffico, che sia un traffico, è logico, però dovrebbe le macchine andare più in piano, più attenzione ai vigili dovrei mettere. Bisogna diminuire le velocità e dare la possibilità alla gente di poter passare regolarmente. Cosa devono fare? Niente, di mettere dei limitatori di velocità. Qualche sistema c'è, se parliamo anche degli altri paesi europei, limitando il limite di velocità nei passaggi pedonali con qualche semaforo intelligente che testimonia che se ti fermi, cioè che se percorri 50 km all'ora non succede niente, e se no appunto il semaforo rosso ti blocca. Faccio un appello spero che possa mai sistemare un po' questa strada, possa mai sistemare lo spettacolo ai cittadini quando li sentiamo, e i Vox Populi sono un cardine della nostra informazione. Tra l'altro ci collegheremo più tardi con Luisa Bertini, perché oggi Giacomo Possamai tiene una conferenza stampa sui suoi programmi per cambiare la città dopo l'elezione a primo cittadino. Ma restiamo sulla viabilità, sulle strade, sulle autostrade in questo caso, e la 31 Valdastico potrebbe non vedere l'uscita di Rovereto, e il presidente della provincia di Vicenza Nardin propone almeno un'uscita a Trento Sud. Vediamo di cosa si tratta. No allo sbocco a Rovereto dell'autostrada A31 Valdastico, che attualmente termina a Piovene Rocchette. Il parere contrario è stato recentemente espresso da 2 enti istituzionali trentini, il Consiglio delle Autonomie, da dove sono arrivati 27 voti contrari e 2 astensioni dai comuni, e dalla Commissione Territorio del Consiglio provinciale.
Una doccia fredda che allunga ancora i tempi per la realizzazione dello sbocco verso il Brennero dei mezzi pesanti che, secondo il partito autonomista trentino, potrebbero preferire ancora la statale Valsugana come sbocco a Trento. L'alternativa verso il nord Europa della Val d'Astico, secondo alcuni studi dei flussi di traffico, sottrarrebbero solo il 15% dei TIR, troppo poco per i comuni interessati. Una chiusura verso l'ipotesi di una uscita a Rovereto della Val d'Astico, che però non escluderebbe anche l'uscita a Trento Sud, un obiettivo su cui convengono pareri favorevoli delle categorie economiche e politiche vicentine, e non solo. Un diniego per l'uscita a Rovereto che viene dalla provincia di Trento, che in qualche modo va nella direzione di considerare questa soluzione non come la soluzione più efficace, quello che in qualche modo sostiene anche il territorio vicentino, che vede invece in una uscita più a nord la vera e reale soluzione dal punto di vista viabilistico, portando i flussi di traffico ad avere una via privilegiata verso quello che è l'Europa, in qualche modo portare un sollievo al tessuto economico e sociale della provincia di Vicenza. E avrete visto le immagini del ponte del 2 giugno sulla Treviso Mare, colonne di decine di chilometri, davvero un caos indescrivibile, e allora si studiano soluzioni per fare in modo che tutto questo non si ripeta né durante un ponte né durante le vacanze estive nei periodi più caldi. Sentiamo cosa ha detto al riguardo la vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti. 5 ore di coda per arrivare dalla Marca a Jesolo, Treviso Mare intasata fin dal mattino e poi la sera per i rientri. Il ponte del 2 giugno ha messo in evidenza ancora una volta l'enorme criticità della viabilità verso il litorale, con i sindaci dei comuni lungo la regionale 89 sul piede di guerra per una situazione della quale si parla da decenni e che rischia di peggiorare ulteriormente con l'apertura dei 2 grandi poli logistici di Marchiol e Amazon. Chiamata direttamente in causa l'assessore regionale ai lavori pubblici De Berti, ripercorre il travagliato iter della Via del Mare, la superstrada a pagamento che dopo annose vicissitudini dovrebbe a settimane vedere l'aggiudicazione definitiva al concessionario. Il concessionario nell'offerta che ha fatto ha garantito che dalla sottoscrizione della convenzione che avverrà nell'arco di quest'anno, entro 3 anni si è impegnato a realizzare l'opera. Rimane comunque il nodo del collo di bottiglia che blocca e bloccherà anche a Via del Mare completata il traffico all'altezza della rotonda Frova, più nota come Ipertosano. Con Veneto Strade ed i comuni la Regione sta valutando la realizzazione di una bretella per dividere i flussi dei veicoli diretti a Cortellazzo, Jesolo e Cavallino e che sgraverebbe di circa il 25% il traffico. Dobbiamo capire se questa è l'unica soluzione da poter attuare o ci possono essere anche altre soluzioni, però ci siamo posti un obiettivo che nel momento in cui la Via del Mare sarà realizzata, contemporaneamente deve essere risolto anche il problema dell'accessibilità al litorale, diciamo se non proprio risolto, che arrivino contemporaneamente tutti gli interventi necessari, ma almeno che siano già in corso e che ci siano delle date certe di completamento. In regia oggi Francesco Ceron con Alberto Pivetta e andiamo a Treviso, dove i Carabinieri hanno festeggiato il 209° anniversario dalla fondazione dell'Arma. Sentiamo in diretta da Treviso, vedo Lina Paronetto, a te la linea, Lina. Sì, buongiorno, eccoci in piazza Rinaldi dove si sta svolgendo la festa dell'Arma, molto pubblico e soprattutto i rappresentanti dell'Arma. Siamo con il colonnello Massimo Ribaudo, comandante provinciale. Colonnello, che anno è stato questo appena trascorso e quali sono un po' i temi che si sente di toccare in questa giornata? Certo, oggi ricorre il 209° annuario della fondazione dell'Arma, per noi un momento certamente anche per raccontare quello che siamo e quello che facciamo per le comunità. Abbiamo scelto dopo diversi anni di tornare in una piazza di questa splendida piazza Rinaldi di Treviso proprio per
stare vicini alle comunità che ci onoriamo di servire. Insomma, per noi è un messaggio importante quello di farla in un luogo aperto al pubblico. Più tardi sarà anche l'occasione per ricordare alcuni dati dell'attività svolta nel 2022 e in questi primi 5 mesi del 2023 dall'Arma dei Carabinieri, che ci vede frontalmente impegnati soprattutto in un'attività di rassicurazione sociale, di polizia di prossimità e di controllo del territorio, che sono gli aspetti cardini della nostra azione. C'è qualche episodio in particolare che l'ha toccata, colpita in questo anno? Ce ne sono tanti, come sempre è chiaro che la sofferenza soprattutto delle persone, che insomma i tanti sinistri stradali con decessi, insomma ci stringiamo, colgo l'occasione anche per stringerci al dolore delle famiglie che devono sopportare anche insomma questi lutti che talvolta sembrano quasi incomprensibili. Insomma, certo la morte è sempre l'affatto che colpisce di più. Senta comandante, a prescindere naturalmente da quello che voi potete e non potete dire, siete impegnati anche in un'indagine particolarmente importante in questo momento per quanto riguarda il delitto del PIAP. Certo, ci sono grandi risorse impegnate per fare chiarezza su un fatto che certamente necessita di grandi approfondimenti. Posso garantire che grazie all'attenta direzione della Procura della Repubblica di Treviso c'è grande attenzione sul punto e verrà fatto tutto col massimo scrupolo per cercare di ricostruire al meglio quanto accaduto. Un'ultima cosa, i propositi per il nuovo anno invece? I propositi è cercare di, anche con una comunicazione istituzionale sempre più adeguata, di realizzare un modello di polizia di prossimità che consenta ai cittadini di sentirsi sicuri. Termino dicendo, insomma, un po' con il nostro motto, abbiate fiducia che possiamo aiutarvi. Insomma, vogliamo cercare anche grazie a queste manifestazioni di dar fiducia alla gente del fatto che possiamo cercare di operare a loro favore. Grazie al colonnello Massimo Ribaudo. Con Nicoletta Rizzetto, qui da Piazza Rinaldi a Treviso, restituisco la linea. Grazie molte, grazie. I colpi mortali del Covid sono finiti da tempo, ma i Novax sono sempre in azione, specie nell'imbrattare i muri con scritte riprovevoli. Vediamo il servizio della nostra redazione di Vicenza. Preoccupano molto le scritte che sono comparse ancora una volta di matrice Novax, stavolta addirittura nell'ambito dell'ospedale. Chi attacca la scienza, chi attacca in questo caso addirittura i medici compie un atto gravissimo, perché abbiamo visto durante la pandemia il ruolo fondamentale svolto dagli operatori sanitari, non soltanto dai medici, nel salvare le vite e soprattutto come la scienza ci abbia salvato. L'attacco dei Novax è avvenuto nuovamente durante il fine settimana, imbrattata soprattutto la zona di ingresso dell'ospedale e contra San Bortolo, prospiciente la scuola infermieri. Vandali che si firmano con un simbolo del movimento Vivi, tratteggiato in vernice rossa, una W all'interno di un cerchio. In questa zona numerose le superfici che sono state vergate, dalle pareti esterne del nosocomio ai cartelli appesi fino alle pensiline e alle tabelle degli orari degli autobus. Un rapido blitz, un logo infatti sembra non essere stato completato, forse perché gli autori potevano essere in procinto di venire scoperti. Alcune scritte sono già state rimosse, ma l'attacco ha interessato altre zone della città, come quella del cimitero. Sarebbero state decine le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine durante il weekend. Un fatto deprecabile, non nuovo e che si ripete sempre più frequentemente. Il 25 aprile era stata colpita la scuola elementare Lioi in Viale della Pace. Qualche mese fa furono imbrattate le sedi dei sindacati e di alcuni partiti politici. Gesti che vengono compiuti in coincidenza con le festività nazionali. Quindi la condanna è ferma, è fortissima e l'auspicio è anche che venga subito individuato il responsabile e che ci sia un'attività di indagine che ci porti a capire chi si è macchiato di questo gravissimo atto. E restiamo a Vicenza e ci colleghiamo in diretta con Luisa Bertini, perché proprio con Giacomo Possamai siamo in collegamento. A te la linea, Luisa. Buongiorno direttore, siamo con il sindaco Giacomo Possamai per parlare di un'opera che è stata al centro dell'attenzione e della discussione anche in campagna elettorale e che è quella di Piazzale De Gasperi, i cui lavori dovevano partire il 12 giugno ma in realtà c'è uno stop. Perché? Buongiorno a tutti intanto, perché, ma l'avevamo già detto in campagna, avevamo delle grandi perplessità, nel senso che in sé per sé l'idea di pedonalizzare Piazzale De Gasperi, che per capirci è lo spazio fuori da Piazza Castello, può essere anche una buona idea. Il punto è
che porta con sé il fatto che i bus, gli autobus, il trasporto pubblico non passi più sotto la porta e non vada più in Piazza Castello, vuol dire rivoluzionare il trasporto pubblico in città. Solo perché i vicentini si facciano un'idea, vuol dire rinunciare a tutti i posti auto lungo Viale Giuriolo, quindi la via in mezzo ai fiumi, per capirci, vicino al circolo del tennis, vuol dire rinunciare ai posti auto a San Felice e Fortunato, perché devono essere a doppio senso per il trasporto pubblico, e questo è stato fatto, è stato previsto senza condividerlo minimamente con la cittadinanza e con i commercianti. Noi siamo seri, quando l'amministrazione passata ha fatto delle cose buone che vanno proseguite lo diciamo e diamo anche merito. Qui c'è un punto però, che non solo non è stata condivisa con nessuno e quindi nessuno sa quello che sarebbe successo tra pochi giorni, ma è anche un'operazione che complessivamente non ci convince, per cui sospendiamo questo intervento, ci prendiamo del tempo, bisognerà capire con l'impresa che ha vinto l'appalto. Sì, perché non riguarda il PNRR. Esattamente, non riguarda il PNRR e c'è un'impresa che ha tutti i diritti, perché avendo vinto un appalto dovrebbe proseguire con l'intervento su Piazzale De Gasperi, però ecco, noi vogliamo prenderci del tempo per capire come migliorare e soprattutto come evitare che ci sia un impatto così forte sulla città. Ecco, le tempistiche lei diceva che potrebbero collimare o meno con la Dunata degli Alpini. C'è un tema molto importante, cioè che Vicenza l'anno prossimo avrà questa grandissima, importantissima manifestazione che è la Dunata, durante la quale ovviamente non si possono fare interventi di questo tipo in un punto che è nodale per la città, essendo un punto appunto vicino al centro storico, quindi gli interventi vanno finiti prima oppure iniziati dopo. Chiaramente quello che cercheremo di capire in queste settimane è come possiamo fare in modo che questo intervento non impatti minimamente sulla Dunata. Ecco, altro intervento molto discusso e al centro della campagna elettorale è stata la TAV, per cui si prosegue con la serie di incontri, uno dei quali sarà a Roma. Cosa chiederete? Chi ci sarà? Noi abbiamo detto molto chiaramente che sulla TAV che vogliamo delle modifiche sulla parte ovest, dove c'è il progetto definitivo, e poi discutere da subito del progetto della parte est. Mercoledì avremo l'occasione insieme alla vicepresidente De Berti, con la quale la collaborazione sarà massima, con il commissario alla TAV Maccello. La settimana successiva a Vicenza ci sarà un incontro in provincia. Noi da subito ci stiamo dedicando a questo tema, vogliamo anche creare a breve la task force, il gruppo di esperti di cui abbiamo parlato, che ci aiuterà nella discussione sul progetto. Ecco, io ringrazio il sindaco Possamai e restituisco a te la linea. Luisa, se mi senti, volevo chiedere al sindaco Possamai che da pochissimi giorni si è insediato, come sta vivendo questa prima fase proprio nel suo ruolo di primo cittadino, e poi sulla questione, una questione che ha sempre tenuto banco a Vicenza, quella della sicurezza, quali saranno, diciamo, quelli che ritiene debbano essere i primi provvedimenti? Il direttore le chiede come sta vivendo questo insediamento, questi primi giorni di insediamento, e poi sulla sicurezza, visto che è stato altro tema dibattuto in campagna elettorale, come vi state muovendo e quali saranno i primi provvedimenti? È sicuramente un momento molto intenso, nel senso che ci sono tantissime questioni sul tavolo. Quella di stamattina è una di queste, da gestire anche un po' in emergenza, però è anche molto bello, non c'è insomma un'emozione più grande di potersi occupare della propria città. Sulla sicurezza abbiamo già avuto occasione di parlare a lungo con il questore. Stamattina tra l'altro c'era la festa dell'Arma dei Carabinieri, quindi ci siamo anche incontrati con gli altri vertici delle forze di polizia. Ho avuto un confronto con il comandante della polizia locale. Sapete che la nostra idea è quella di riportare la polizia locale prima di tutto nei quartieri, quindi la polizia, il poliziotto di quartiere e i vigili di quartiere. Su questo lavoriamo già a partire dalle prossime settimane. Chiaramente con il questore, con il comandante dei Carabinieri, con le forze di polizia vogliamo mettere in campo un'organizzazione che ci consenta di dire chiaramente chi fa cosa, no? Quindi quali sono le attività della Polizia di Stato, quelle della Polizia Locale, riorganizzare l'attività di sicurezza in città. Ci lavoriamo, ci vuole un po' di tempo, ma ci stiamo già lavorando. Ecco, io ringrazio il sindaco, direttore, se non ci sono altre domande. Grazie Luisa, grazie al sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Restiamo sulla politica, perché la cerimonia al Palazzo dei 300 di ieri è stata anche l'occasione per un confronto politico, in particolare tra alleati del centrodestra. E Lega e Forza Italia hanno svolto un mini vertice improvvisato tra le sedie del salone
di Palazzo dei 300. Vediamo. Hanno aspettato la fine della cerimonia dei cavalierati per dare il via ad un mini vertice tra Lega e Forza Italia tra le sedi del Palazzo dei 300. Faccia a faccia sereno ma concreto tra Dmitry Coin e Fabio Chiesa, a riparo da occhi indiscreti, a parte quello della nostra telecamera. Inevitabile che tra i tanti argomenti a dimensione provinciale uno fosse legato a Treviso e al suo nuovo governo comunale. Infatti, se da una parte il sindaco Conte pare abbia in gran parte accontentato l'alleato Fratelli d'Italia, dall'altro qualche perplessità sarebbe già arrivata dagli azzurri, che oggi l'avrebbero confermata al segretario Coin. Non siete molto contenti di come è andata a finire a Treviso? Ma siamo contenti per Andrea De Checchi, perché riteniamo abbia fatto una grandissima esperienza da vice sindaco e oggi meriti di stare in giunta. Abbiamo qualche perplessità su Davide Acapro, il secondo più votato a Treviso, che rischia di rimanere senza nulla. Questo non pensiamo sia corretto, per cui spingeremo per avere una presidenza di commissione che penso gli spetti. Nota dolente che il segretario del Carroccio ha raccolto per inserirla nel mosaico politico sia dei territori che dei prossimi impegni elettorali. Noi stavamo chiacchierando così genericamente della situazione politica locale nostra, anche in previsione delle prossime amministrative, del prossimo anno, dove abbiamo comunque tanti comuni che vanno al voto, ne abbiamo 4 sopra i 15.000 abitanti. Perché l'obiettivo è tenere gli equilibri nel centrodestra, evitando personalismi, steccati e fughe in avanti, sfruttabili dal centro-sinistra, come successe nel 2013 con la sconfitta di Gentilini e l'elezione di Giovanni Manildo. Noi possiamo incidere a livello amministrativo, perché i segretari provinciali di fatto ragionano su queste tematiche, ma lo abbiamo sempre fatto e quindi è un format che dà di buoni risultati, soprattutto per quanto riguarda l'amministrazione locale, a favore dei cittadini. Sul piatto trevigiano rimane però quell'ottavo assessorato a Casugana che pare dia qualche attrito tra Lega e Fratelli d'Italia, con il segretario Coin a confermare agli alleati la linea Conte. L'ottavo assessorato lo possa tenere per poi aggiustare eventualmente la squadra su qualche competenza specifica che magari necessita di maggiore attenzione, di maggior lavoro e quindi necessita di una persona specifica e quindi ecco lo spazio libero. C'è una nuova giunta a Chiampo e ieri c'è stato l'insediamento ufficiale del nuovo sindaco Filippo Negro. Definita la squadra di governo a Chiampo, ieri il primo consiglio comunale e l'insediamento ufficiale del primo cittadino neoeletto Filippo Negro, che riceve il testimone da Matteo Macilotti al governo della città per 10 anni, di cui Negro era vice sindaco. È stata comunicata anche la nuova giunta con molte riconferme tra i miei ex compagni di giunta e una new entry, Simone Groppo, con le deleghe allo sport, alle politiche giovanili e al turismo. Giunta giovane fatta per lo più di riconferme, new entry Simone Groppo allo sport, politica giovanili e turismo. Le deleghe che manterrà il sindaco saranno ai lavori pubblici, alle manutenzioni, al personale e alla protezione civile. Per quanto riguarda gli assessori, il mio vice sindaco sarà Sofia Bertoli con le deleghe alla cultura, all'istruzione e alla biblioteca. Giacomo Faedo con le deleghe al bilancio, alle manifestazioni e alle attività produttive. Massimo Masiero con le deleghe all'edilizia privata, all'urbanistica e alla mobilità sostenibile e Sara Mettifogo con le deleghe all'ambiente, al sociale e ai gemellaggi. E c'è anche fermento nella politica bassanese, dove noi seguiamo sempre così contrasti tra maggioranza e opposizione. La novità è che per impegno per Bassano scende in campo Marin. Vediamo il servizio della nostra redazione. Dall'astensionismo a una politica più vicina ai cittadini, dalle difficoltà economiche alla cura della popolazione anziana, passando per un maggior coinvolgimento dei giovani. Impegno per Bassano ha incontrato i bassanesi per raccogliere la loro voce e capire le loro priorità. Un approccio al dialogo che, spiega l'ex vice sindaco Roberto Marin, è mancato e continua a mancare all'attuale amministrazione. Il confronto col cittadino è, ritengo, sia per molte cause mancato. C'è una difficoltà oggettiva di rapporto quotidiano col cittadino, con i quartieri, con le rappresentanze anche dei cittadini e degli interessi. Va riaperto un dialogo perché, ribadisco, sono cambiate anche le priorità della città. Priorità che sarebbero dunque cambiate per i bassanesi, secondo Marin, per fare posto a tematiche come l'assistenza agli anziani, la partecipazione giovanile, lo sviluppo economico e la tutela delle famiglie.
In secondo piano finirebbero dunque, per il momento, quei progetti che l'amministrazione Pavan sta presentando e che magari saranno i cavalli di battaglia in vista della prossima campagna elettorale. Il Genius Center, come il teatro, come molte altre opere importanti di cui la città ha bisogno, devono essere dimensionate rispetto a queste nuove esigenze della cittadinanza. Ma proprio in vista delle prossime elezioni amministrative del 2024, quale sarà la posizione della lista civica Impegno per Bassano? Ritengo che avrà il suo ruolo anche nelle prossime amministrative, valuteremo passo dopo passo. Questo è quello che stiamo facendo oggi qui, è la cosa che per noi è la cosa più importante, riavvicinare il cittadino. Riavvicinare il cittadino è un obiettivo che tanti cercano di raggiungere, ma che sembra sempre molto difficile. Noi saltiamo da una provincia all'altra, da Bassano andiamo da Vicenza, dalla provincia di Vicenza, andiamo alla città di Padova. Altri 80 milioni sono stati stanziati nelle scorse ore dal Ministero per la linea 2 del tram, un finanziamento che porta la somma complessiva in 2 anni e mezzo a 500 milioni. Ora i costi per le linee 2 e 3 sono completamente coperti, ci dice tutto Federico Fusetti. Questione tram, novità importanti nelle ultime ore. Siamo davanti a Palazzo Moroni perché a Palazzo Moroni, insomma, simbolo dell'amministrazione, nelle scorse ore sono arrivati 80 milioni in più. Quindi ricapitolando, c'è la linea SIR 1 che è quella già esistente, la SIR 2 che è quella che coprirà Vigonza e collegherà Vigonza con Rubano, e la SIR 3 che collegherà Volta Barozzo con la stazione ferroviaria. Ebbene, per la SIR 2, dopo uno stanziamento di 23 milioni di pochi mesi fa, proprio in queste ore, dicevo, altri 80 milioni di euro per coprire i costi che sono ovviamente aumentati come tutti i progetti. A questo punto il progetto di Padova diventa uno dei più finanziati d'Italia, ma sentiamo su questo ulteriore finanziamento cosa dichiara l'assessore alla mobilità Andrea Aragona. Abbiamo quindi aperto un'interlocuzione col Ministero, siamo stati inseriti nel fondo opere indifferibili e di qualche giorno fa c'è questa notizia di questi 80 milioni che credo siano la migliore risposta a chi polemizza sull'opera. E quindi questi soldi serviranno anche a coprire in pratica interamente il SIR 2 come anche il SIR 3, anche quello è coperto interamente, quindi i costi sono già coperti dai fondi stanziati. Sì, siamo completamente coperti, oltre $500 milioni per la mobilità sostenibile che porteranno tra l'altro ovviamente un indotto, una ricchezza alla città di Padova. Pensiamo che tutta la provincia di Verona ha la metà dei nostri fondi solo sul tram di PNRR, quindi guardiamo avanti, guardiamo ai prossimi anni con un'opera, questa e tante altre più piccole, che cambieranno la città in meglio, rendendola più sostenibile. Anche una dichiarazione del sindaco che era presente, insomma particolarmente arrabbiato, ha detto basta bugie sul tram, evidentemente circolano notizie che non sono vere, quindi ha proprio manifestato l'intenzione nel caso anche di adire le vie legali. Siamo disposti a critiche per migliorare l'opera. E chi dice cose non vere, che ormai sta andando avanti da molti mesi, questo lo stiamo ritenendo ormai non più accettabile. Passiamo dal comune di Padova col sindaco Sergio Giordani al comune di Trieste, il sindaco Roberto Di Piazza nella bufera per dichiarazioni che ha reso sul caro caffè Sacher. Ha aperto a Trieste il famoso caffè Sacher, che era stato chiuso invece l'anno scorso a Bolzano, e ha detto il sindaco riguardo a chi criticava i prezzi del caffè Sacher, la famosa torta pare che costi 40 euro, ha detto insomma chi ha la Ferrari se ha i soldi se la compra, se non ha i soldi la guarda, e così vale anche per il caffè Sacher. Ovviamente polemiche a non finire. Sentiamo il servizio della nostra redazione di Tele4. Un grande orgoglio perché è il primo negozio che viene via da Vienna, per cui Trieste mi fa molto piacere, c'era piena di gente e poi è sempre bello mangiare una fetta di torta Sacher. E sulle polemiche riguardo i prezzi della fetta singola? Ma insomma basta polemica, io sono un ottimista, insomma se hai i soldi vai, se no guardi. E vabbè, questo era il servizio di Tele4, in regia Francesco Ceron con Alberto Pivetta. Io direi, Francesco, andiamo in pubblicità, pochissimi minuti, e poi torniamo con altre notizie da tutte le nostre province.
e come avete visto anche da altre regioni, in particolare dal Friuli Venezia Giulia. Tra poco. Un acquazzone l'altro giorno anche nel Bassanese, a Bassano del Grappa, ma tutta questa acqua non serve a risolvere il problema della siccità. Vediamo un servizio in cui si parla della necessità di avere dell'acqua per i campi, per l'agricoltura, ma con delle risorgive che sono troppo basse. Vediamo. Per fortuna nelle scorse settimane è piovuto, altrimenti non saremmo riusciti a ripartire con l'irrigazione. In vista dell'ormai prossima stagione estiva ci si sta preparando all'irrigazione delle campagne, confidando nelle piogge che hanno interessato il nostro territorio dopo mesi di siccità. L'obiettivo è quello di salvare, tutelare e proteggere le colture dalla siccità e ottimizzare la distribuzione della risorsa idrica nei campi in epoca di mutamenti climatici. Al proposito, resta sul piatto l'annosa questione dei bacini di raccolta idrica a monte e l'appello da parte dei consorzi alla politica. È aumentato la capienza del bacino del Collo, che è quasi ai massimi. Purtroppo le risorgive non si sono alzate e sono ancora in criticità. Cosa servirebbe ancora? Beh, è brutto dirlo perché abbiamo visto cosa è successo in Emilia-Romagna, ma servirebbe un'altra settimana di piogge come c'è stata qualche settimana fa per riuscire a recuperare l'acqua di falda che purtroppo è ancora bassa. Lei ha parlato della diga del Corlo, si è mosso qualcosa? Se ne sta parlando da tanto tempo, speriamo che ci sia la giusta sensibilità politica e di portare a termine i progetti che stiamo mettendo sul campo. Comunque ancora niente di concreto? No, di concreto non c'è niente, stiamo proseguendo con la progettazione e speriamo di arrivare a buon punto con la progettazione per poter un domani partecipare a dei finanziamenti pubblici importanti. È stato un ponte davvero molto fortunato, Veneto come sempre città d'arte prese d'assalto dai turisti e tra gennaio e febbraio quasi 27.000 presenze turistiche in più ad Abano rispetto al 2019, una crescita record come ci dice il sindaco Barbierato. Abano Terme, meglio di Padova e della vicina Montegrotto. Nel primo bimestre del 2023 le presenze turistiche sono cresciute rispetto al 2019, superando il dato di crescita anche della città capoluogo, che pure sta segnando numeri da record in questi primi mesi dell'anno. A dichiararlo è proprio il sindaco aponense Federico Barbierato. Siamo molto contenti naturalmente, siamo molto soddisfatti, il ritorno anche del turismo straniero, tedesco, austriaco, svizzero, francese. Questo è sicuramente un buon segnale. Il nostro brand, le nostre terme sono ancora conosciute e c'è voglia di tornarci, ma soprattutto c'è anche un target nuovo di famiglie, di sportivi che apprezzano la nostra proposta termale, unita anche ai nostri bei coniugani. Dopo gli anni neri della pandemia che avevano segnato pesantemente il comparto, le terme sono riuscite a ripartire mantenendo l'attrattività dei turisti stranieri. Ora, spiega il sindaco, bisogna puntare tutto sul reperimento degli alloggi e della manodopera. Noi come comune stiamo ragionando con le società di categoria, con le grandi imprese che normalmente hanno bisogno di alloggi per ospitare lavoratori che arrivano da fuori regione, e su questo tema concentreremo l'attenzione per i prossimi mesi. Sono migliaia i pellegrini che sono in arrivo a Padova in vista delle feste per Sant'Antonio. Sentiamo cosa ci dice in diretta da Padova Chiara Gaiani. Buongiorno, è con emozione che vi parlo da questo straordinario luogo di fede. Siamo proprio all'Arca del Santo. Ringrazio anche padre Giancarlo Zamengo, il direttore del Messaggero di Sant'Antonio, per essere con noi. Siamo nei giorni della Tredicina, li stiamo vivendo appieno. Solo nella giornata di ieri più di 3.000 pellegrini sono entrati in Basilica. Sant'Antonio davvero continua ad essere il santo che riesce a parlare a tutti. Il cardinale Semeraro durante la Tredicina ha detto: ha parlato persino ai pesci. Sì, ha parlato persino ai pesci, e credo che ieri erano ben più di 3.000 i pesci che sono venuti qui a visitare e incontrare Sant'Antonio.
In questi giorni stiamo assistendo a una straordinaria partecipazione con gruppi di pellegrini che arrivano da tutto il mondo. Ho notato tantissimi spagnoli, ad esempio, ma non solo, e italiani ovviamente, anche aiutati dal ponte del 2 di giugno, la festa della Repubblica, e c'è veramente un grande desiderio di ritornare a incontrare il nostro amato santo, di venire in questo luogo straordinario di fede, di cultura, di arte e di vita. Ecco, e hai in mano il pane che quest'anno, il pane di Sant'Antonio, che quest'anno viene dedicato per un'intenzione particolare qui in Basilica. Sì, il pane di Sant'Antonio è il segno più semplice, bello e grande anche della carità antoniana. E quest'anno proprio abbiamo voluto come frati dedicarlo agli alluvionati della Emilia Romagna, per cui le offerte che vengono raccolte a conclusione di ogni celebrazione della Tredicina qui in Basilica saranno destinate ai progetti di aiuto alle famiglie. Abbiamo anche una nostra comunità a Faenza che si è trovata completamente sommersa dalle acque che hanno tracimato, e sinceramente ci è sembrato il modo più bello anche per celebrare la festa di Sant'Antonio. Accanto a questo poi ci saranno momenti culturali, e abbiamo avuto la Basilica piena per la presenza di Epicoco, uno degli autori più interessanti del panorama nostro cattolico, che ha preparato anche un libro dedicato a noi, La libertà di Antonio, dove racconta la figura di Antonio in maniera più che mai attuale, come sempre anche una promessa di futuro soprattutto ai nostri giovani. Tra l'altro insomma qui voi non vedete, ma insomma la sfilata silenziosa di persone che appoggiano proprio la loro mano sulla tomba di Antonio. Tra l'altro alla fine di ogni celebrazione è ripresa proprio questa processione che dall'altare maggiore arriva poi qui per portare tutte le intenzioni delle persone presenti, ma non solo, perché la comunità dei frati davvero sta pregando attraverso anche tutti i mezzi nuovi che ci sono di comunicazione per tutte le persone che chiedono una grazia a Sant'Antonio. È il nostro modo per farci vicino alle famiglie, a tutte le persone in difficoltà, per sentirci un'unica grande famiglia. Questo è uno dei segni belli e grandi anche della nostra presenza di frati francescani in questo luogo, ed è bello vedere come anche i vari vescovi che vengono dalle diocesi del Triveneto in particolare sono accompagnati da centinaia di pellegrini che a conclusione della preghiera della Tredicina vengono qui e mettono la loro mano alla tomba del santo, affidando le loro necessità all'intercessione del nostro amato santo. Ecco, tutto questo ovviamente in preparazione del 13 giugno. Del grande momento che ne siamo certi sarà un momento straordinario di vita, di fede, e anche chi potrà partecipare sia in presenza ma anche attraverso questi grandi mezzi di comunicazione che al giorno d'oggi abbiamo, anche da lontano dalle proprie case potrà vivere la propria festa del santo nel modo migliore possibile. Allora noi ringraziamo davvero Padre Giancarlo Zamengo, ringrazio anche Federico Cibotto per la collaborazione tecnica, e da questo straordinario luogo restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani, e noi il 13 giugno, vi ricordo, avremo mobilitato tutti i nostri mezzi, tutti i nostri uomini, giornalisti e tecnici proprio per seguire dall'alba al tramonto la festa di Sant'Antonio. Restiamo a Padova, dove in via Boccaccio è stato aperto il 4° ufficio anagrafe del Comune. Siamo contenti perché i primi 4 atti sono atti nei confronti di minori, un atto di nascita, quindi bellissimo, un buon auspicio, e 3 carte d'identità per bimbe. Con i primi 4 atti apre al pubblico il nuovo ufficio anagrafe del quartiere 3 in via Boccaccio 80 a Padova. Da 3 passano quindi ufficialmente a 4 gli sportelli anagrafe servizio del cittadino, con questo di Terra Negra che sostituisce quello aperto solo 2 giorni a settimana a Mortise. Un passo in avanti nella riorganizzazione dei servizi
servizi, immaginata dall'amministrazione Giordani. L'idea è quella di portare i servizi il più possibile vicino ai cittadini, ma anche nell'orario il più possibile vicino ai cittadini, quindi anche nella pausa pranzo in orari più estesi. Dentro questo disegno c'è stata tutta la possibilità oggi di scaricare i certificati online e la possibilità ovviamente delle autocertificazioni, che è una cosa diciamo che non dipende da noi, ma poi anche una riorganizzazione degli uffici. Il primo ufficio a essere spostato è stato quello all'Arcella, adesso tocca questo di via Boccaccio. Gli orari sono quelli di tutti gli uffici anagrafe del comune, dalle 8:15 alle 13 dal lunedì al venerdì, con apertura pomeridiana fino alle 17 il martedì e il giovedì. Una palazzina, quella di via Boccaccio, che ospita numerosi servizi. Questo è stato uno dei motivi per cui siamo riusciti a portare qua questo servizio esteso. In questa palazzina si trovano la biblioteca, il CST, ma anche i servizi dell'ULS, quindi qua un cittadino o una cittadina trovano tutto quello che serve. Migliaia di persone hanno partecipato a una imponente manifestazione, quella del Padova Pride, in difesa dei diritti della comunità LGBT. Sono arrivati a Padova in migliaia da tutto il Veneto per una festa che ha riempito Piazza Garibaldi, prima che il corteo, alla presenza discreta delle forze dell'ordine, si muovesse, attraversasse il centro e raggiungesse Piazza Portello. Un Padova Pride che difende i diritti della comunità LGBT, dei trans, degli omosessuali, delle famiglie con 2 papà o con 2 mamme. E in piazza c'erano giovani, meno giovani, studenti e famiglie. Lo slogan di quest'anno è "Chi si cura di te", perché in questo clima d'odio pesante, in questo clima di violenza istituzionale, in questo hummus politico che non si cura affatto degli ultimi, delle minoranze, abbiamo bisogno che le persone si prendano cura le une delle altre e che la collettività si prenda cura di chi non riesce a farlo. La speranza di questa comunità è che arrivino anche prima o poi delle leggi che la sostengano e la avvicinino al resto dei cittadini. Vorremmo una legge contro le discriminazioni che è stata bocciata l'anno scorso, vorremmo un matrimonio egualitario, una forma di diritto di famiglia che equipara le famiglie omogenitoriali a quelle eterosessuali. Vorremmo un aborto libero, sicuro e gratuito. Vorremmo una medicina più femminista che si prende davvero cura delle persone. Di certo ormai da alcuni anni Padova risponde con grande partecipazione ed entusiasmo al Pride, ma per gli organizzatori non è più una sorpresa. Padova risponde bene perché è una città accogliente ed è una città in cui da anni e anni le associazioni lavorano e lavorano anche con le istituzioni, ma anche con tutto il tessuto sociale, dagli studenti ai pensionati. Ed è una strage purtroppo quella provocata dagli incidenti sul lavoro. Sono partiti dei corsi formativi della Regione per cercare di evitare che persone non esperte che vengono introdotte nelle aziende sappiano evitare, prevenire le morti che hanno colpito il nostro territorio in particolare, tra queste quella di Mattia Battistetti, al cui processo si sono costituiti parte civile CISL e CGIL. Come CGIL e CISL UIL di Treviso abbiamo chiesto e ottenuto alla fine dell'anno scorso una declinazione del piano regionale di prevenzione per i settori più a rischio, edilizia, metalmeccanico e agricoltura, che diffonda la cultura del rischio degli strumenti e delle attrezzature. E infatti in questi giorni si sono fatte delle prime riunioni a livello provinciale. Difendere la cultura della prevenzione e della responsabilità. Sono iniziati gli incontri fortemente voluti per i settori più a rischio dai sindacati uniti dedicati proprio agli strumenti di lavoro. Dai cantieri alle fabbriche fino ai campi. I lavoratori vengono messi a conoscenza dei rischi in cui possono incappare. Coinvolti in questo progetto i tecnici Spisal, l'ULS, Confindustria e Confartigianato. L'utilizzo di determinati macchinari in determinati contesti, con determinate modalità, fa sì che cambi il rischio, la percezione del rischio e anche il rischio reale. Dopodiché c'è una grande questione ancora che è da affrontare, che è quella dell'applicazione corretta dei contratti collettivi di riferimento. Il pensiero va a Mattia Battistetti. Il processo per la tragedia sul lavoro del 29 aprile del 2021, che inizierà il 3 luglio prossimo, vede costituirsi CISL e CGIL
parte civile. La CISL sarà assistita dall'avvocato Maurizio Sbaez dello studio legale associato Melchiori Sbaez e chiederà un risarcimento di 20.000 euro. Quello è un caso emblematico perché lì non veniva applicato il contratto corretto del settore economico in cui lavorava il Mattia e non gli è stata fatta la formazione adeguata, che è la formazione d'entrata nel settore edile, dove la prima cosa che insegnano è a non stare sotto i carichi sospesi, e lui è morto perché è caduto il carico sospeso. Quindi credo che ci sia bisogno di questa diffusione forte della responsabilità, prima di tutto dei datori di lavoro, che devono smetterla di fare formazione sulla carta. Mancano gli alloggi popolari, ma quelli che ci sono e che sono abitati spesso avrebbero bisogno di manutenzione che poi non viene portata a termine. Vediamo il caso di una donna di Chirignago, la cui casa è allagata ogni volta che piove. Ha chiesto aiuto, ma finora nessuna risposta è quanto ci ha detto. Vediamo. Quando piove sento tutto un gocciolio da lì e l'acqua mi esce da qua, tanto che il carico d'acqua è qua. Francesca Scarpa vive con la figlia in questo appartamento dell'Atern nel complesso Circus di Piazza Vittorino da Feltre a Chirignago. Ogni volta che c'è brutto tempo, afferma, ci piove dentro. I problemi nel suo appartamento sono tanti. Sì, sono molti. Mi piove in camera. Io sono costretta a mettere i secchi. Muffa e crepe nei muri, freddo e umidità. I balconi di legno, inoltre, non sono sicuri. Un balcone addirittura con il vento mi è proprio partito giù. Mia figlia, dice Francesca, soffre di alcune allergie, per questo non riesce a dormire nella sua camera. Di notte non può dormire nella sua camera perché entra l'acqua, non respira più, ha problemi di asma e ha problemi di allergia, muffa, umidità. Decine le segnalazioni nell'arco di 6 anni effettuate dalla signora nei confronti dell'Ater. Dopo le verifiche però nessuno si è mai fatto vedere per eseguire dei lavori di ristrutturazione. Hanno fatto foto, hanno detto facciamo così, facciamo colà e non ho mai visto nessuno. Non trovo giusto, visto che in ritardo, ma sono sempre stata pagatrice di tutto affitto e condominio, e non trovo giusto che facciano vivere le persone in queste condizioni. Qui nel complesso Circus il degrado è anche all'aperto. A poca distanza dalle case si trova una discarica, ma la rabbia e la disperazione non sono ancora finite. Di 700 euro di stipendio e mi ritrovo a pagare 100 euro di affitto e 1.000 dai 1.400 ai 1.600 di condominio, dove citofono rotti, portoni rotti, la sbarra che paghiamo è sempre rotta, manutenzione che non viene fatta, il giardino ce lo dobbiamo pagare per pulirlo. Chiedo un appartamento sano, punto. Servizio di Nicola Marcato. Dopo quello che è successo in Emilia-Romagna, ovviamente si torna a parlare di prevenzione e di difesa del territorio anche qui in Veneto, che è stato messo in sicurezza dopo le alluvioni del 2010 e 2012, ovviamente opere che non bastano a evitare gravi dissesti idrogeologici dovuti ad intensissime precipitazioni, però la zona da monitorare è soprattutto quella del Piave, dove il Piave potrebbe fare le bizze e provocare grossi danni, a meno che non si intervenga con un bacino di laminazione. Su questo c'è un contrasto e ci sono varie posizioni, quella degli imprenditori e quella degli ambientalisti. Che non siano razzisti, perché quando succede che arriva 5.000 metri cubi al secondo, ragazzi miei, dobbiamo essere solidari con tutta la comunità del Piave. Parole come pietre, quelle di Dio ti salvi Perin, a nome dell'Associazione Imprenditori Piave 2000. Perché lui non ci sta ad aspettare più le opere che reputa essenziali per la sicurezza non solo delle popolazioni rivierasche, ma per gran parte della Marca e dell'intero San Donatese. Secondo lei c'è troppo ambientalismo su questo Piave? Beh, sicuramente sì, perché per esempio a Crocetta cosa c'è? Non c'è niente, perché c'è la Rosalina del Piave, questi ambientalisti fanno ridere. E rincara la dose, mostrando al sindaco Marianella Tormena i muri costruiti a Nervesa dalla Serenissima, ben prima di quelli progettati dalla Regione per l'invaso di Ciano. Giudizi sferzanti
da chi sin dagli anni '80 si batte perché l'intero alveo del fiume sia libero dalle alberature, al punto, verso la metà degli anni '90, da rischiare la denuncia per aver iniziato a tagliare gli alberi appena sopra la centrale di Nervesa. La forestale è arrivata qui Mitra e i cani quella volta qui, era un giorno di festa per tirare via delle piante secche. Il punto fisso rimane l'alluvione del 66 con le immagini della devastazione nei nostri territori. È solo il bianco e nero a fare la differenza rispetto alle immagini di questi giorni dalla Romagna, segno che, sottolinea Perin, con i cambiamenti climatici quello che è passato potrebbe tornare. 40 anni sono passati, ma la convinzione soprattutto di chi ha l'attività vicino al Piave rimane. Oltre alla pulizia del fiume, per gestire le piene vanno fatti i bacini di laminazione e i collegamenti con le cave vicine, come ad esempio Bidasio. Dobbiamo pensare che l'acqua, quando viene giù, basta contenere l'acqua per alcuni giorni, dopodiché il serbatoio di eliminazione si apre e ritorna tutto come prima. Servizio di Lucio Zanato, e con i cambiamenti climatici è davvero è cambiato tutto, gli acquazzoni sono all'ordine del giorno. L'altro giorno, come vi dicevamo prima, a Bassano del Grappa c'erano davvero allagamenti che nessuno aveva ancora previsto. Vediamo. Il nubifragio con grandine e vento che si è abbattuto sul Bassanese ha lasciato il segno. Interi quartieri di Bassano sono stati allagati, in particolar modo nella zona sud della città. La combinazione pioggia-grandine ha rapidamente ostruito i tombini, formando veri e propri ruscelli ai bordi delle carreggiate e mandando in tilt il traffico. Particolarmente colpiti via Monsignor Negrin, quartiere Firenze, Cabaroncello e la zona del quartiere Santa Croce, dove sono stati allagati garage e cantine. Siamo in via Mozart, qui i danni del maltempo sono stati consistenti, soprattutto perché l'acqua da una zona poco lontana è defluita in quest'area. Che cosa è successo ieri? A un certo punto vi siete ritrovati con quasi 30 centimetri di acqua. Con un lago, praticamente sembrava l'Emilia-Romagna. Qui il problema è legato ai tombini ostruiti dai rami, dai detriti dei cipressi o addirittura completamente asfaltati, impedendo così all'acqua di scaricarsi nella falda, dirottandola proprio in via Mozart a causa di una pendenza del terreno. Eravamo fuori con scope, con rastrelli, eccetera, a cercare di liberare i tombini da tutto il materiale che defluiva dal viale dei cipressi. È un problema che avevamo fatto presente anche all'amministrazione comunale qualche anno fa, che succedeva questo particolare. Non si è mosso niente ed è opportuno che qualcuno intervenga, che l'amministrazione comunale, che è stata richiamata ancora qualche anno fa, si dia da fare. Quando hanno asfaltato il piazzale c'era anche uno del comune dell'ufficio tecnico. Io ho detto abbassati di 2-3 centimetri in modo che l'acqua venga sparpagliata in tutto il piazzale. E quello del comune mi ha detto: cosa vuole sapere lei? E mi ha mandato via. È venuto dentro tanta acqua così, nella taverna, nei garage, dappertutto è scantinato. E così oggi si contano i danni, ma soprattutto si lavora per prevenirne altri. Se noi i tombini si otturano e se non provvediamo noi, l'acqua si alza e siccome abbiamo i garaggi, se l'acqua va giù i danni sono enormi. Purtroppo è così. Dovrebbero fondersi i comuni di Cavaso e di Possagno, ma ci sono dei problemi e quindi il sindaco di Cavaso, se non ricordo male, fa un appello perché non si rinunci a questa sinergia, a questa unione. Vediamo. Una deriva obbligatoria per i comuni piccoli come i miei, per cui sicuramente è soltanto un procrastinare quello che è un progetto che assolutamente deve trovare il consenso non solo della parte politica ma anche effettivamente di tutta la cittadinanza. Fa appello al buonsenso delle comunità il sindaco di Castelcucco, perché non si buttino alle ortiche anni di impegno per la fusione con Cavaso e Possagno. Un appello che arriva dopo la notizia di chiusura delle collaborazioni amministrative tra il paese del Canova e quello che dà il nome alla vallata verso il Piave. A farlo notare le rispettive minoranze, con i sindaci impegnati invece a far capire che non cambierà nulla sia per i cittadini che per il futuro comune unico tra Grappa e Piave. Di fatto però sembra un po' tutto arenato, forse perché l'attrazione di Pieve del Grappa porterebbe più ad una annessione che ad un'autonoma amministrazione.
Io credo che allo stato attuale, per quello che è stato l'ultimo periodo della nostra storia, effettivamente credo che si debba pensare di ragionare verso la zona della pedemontana del Grappa. Con buona pace di chi invece spingerebbe per Pederobba, convinto che le resistenze di Onigo alla fine sarebbero piegate dalla convenienza a tutto campo di un comune unico tra Colli Asolani e Piave. L'importante per uno dei comuni più piccoli della Marca rimane comunque la sinergia. È una obbligatorietà, non può essere diversamente, al di là di come la si pensi. Poi effettivamente quello che si tocca con mano, chi vive la vita del palazzo, tra virgolette, si rende conto che effettivamente non si può fare diversamente. Però sia a Castelcucco che a Possagno e Cavaso non sarebbero tutti su questa linea, con i ben informati convinti che il passo indietro arrivato in particolare da Cavaso non sia altro che un segnale tutto politico, visto che le urne sono alle porte. Come dire, pensare si fa sempre peccato, ma a volte ci si azzecca. Come diceva Andreotti, servizio di Lucio Zanato, una giornata particolare per la parte militare dell'aeroporto di Treviso, il Canova. Oltre 10.000 persone hanno potuto visitare gli hangar aperti al pubblico per i 100 anni dalla fondazione dell'Aeronautica Militare Italiana. È stata una vera e propria pacifica invasione di cittadini appassionati, quella di oggi all'aeroporto militare di Sant'Angelo a Treviso. L'occasione si è inserita nei festeggiamenti per i 100 anni dalla fondazione dell'Arma Aeronautica, che ha permesso di aprire al pubblico una delle storiche aviosuperfici italiane. È datata infatti 1935, l'inaugurazione della base aerea Giannino Ancillotto, dove trovò casa per molti anni il secondo stormo. Secondo stormo che nelle sue squadriglie, nei suoi reparti, ha ospitato Francesco Baracca, ha ospitato Ferruccio Ranza, ha ospitato Ruffo di Calabria, tutti assi dell'aviazione della prima guerra mondiale. Oggi è sede del terzo reparto di manutenzione di aeromobili e armamento diretto dal colonnello Pilone, entusiasta dell'abbraccio ricevuto con così tante presenze dalla città e non solo. Questo è un evento che è stato pensato e realizzato proprio per offrire ai concittadini di Treviso una domenica all'insegna dello svago, ma uno svago diverso. Tecnologia sulle macchine volanti che hanno affascinato grandi e piccini, tutti in fila per salire sul grande HH101 Caesar. Da grande vuoi guidarlo? Sì. Cos'è che ti piace di più? Gli elicotteri o gli aerei? Ecco dunque la fila per sentirsi per un attimo al settimo cielo. Questa è la cloche, questa serve per manovrare il velivolo. Qua abbiamo la manetta motore. Non è mica un videogame questo, eh? Sì, bisogna studiare, bisogna sapere fare tante cose, cioè bello, difficile. A guardarli da vicino si capisce quanta esperienza serva anche nelle manutenzioni. Senti, ma quando li smontate tutti, come fate a rimontarli giusti? Con molta pazienza, molta attenzione, perché altrimenti facciamo danni. Va ricordato che qui si fanno manutenzioni anche per gli altri corpi dello Stato. Noi controlliamo gli strumenti di un bel po' di reparti di volo, come la polizia, i carabinieri, l'esercito. Immancabile anche un passaggio tra i variopinti caschi dei nostri Top Gun per poi vedere la tecnologia del sedile eiettabile. Infine il museo dell'aeroporto per capire perché è stato intitolato Giannino Ancillotto e per conoscere gli albori e le glorie dell'aeronautica trevigiana con una promessa del comandante. Le porte del terzo reparto manutenzione aeromobili d'armamento sono sempre aperte per i trevigiani. Veramente vi accogliamo con grande piacere. Allora, prima di andare in pubblicità vediamo altre due notizie dal Gazzettino Online. Ristoratore sfrattato, chiude il locale, bollette triplicate, tornerò a fare il cuoco e non è il primo che alza bandiera bianca. E poi Valle Grassabò, dai Monti a Bernardo Vacchi, fratello del famoso influencer Gianluca, passa di mano per 13 milioni, una località suggestiva nel centro della laguna di Venezia. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e poi torniamo di nuovo con voi. E ora andiamo in diretta da Venezia Bazzato a Cittadella perché abbiamo aperto con questa notizia. Massimo Zen, ex guardia giurata, sparaia un ladro in fuga,
l'ho uccisi e tra poche ore finirò in carcere. Questo è il titolo del Corriere del Veneto. Quest'uomo trascorrerà 9 anni di carcere, la pena definitiva, per aver ucciso un ladro, un giostraio nel 2017, una vicenda che in parte ricorda quella di Walter Onichini, il macellaio del Padovano, però in questo caso i giudici hanno stabilito che non avrebbe sparato per legittima difesa, ma inseguendo quest'uomo. Andiamo in diretta a Cittadella da Vanessa Banzato con il sindaco di Cittadella, Piero Bona. A te la linea, Vanessa. Sì, buongiorno, mi trovo assieme al sindaco di Cittadella Luca Piero Bon, perché quanto è accaduto alla guardia giurata, che è stata condannata pesantemente per aver sparato a un giostraio, sta sconvolgendo davvero l'opinione pubblica, tanto che dice lui stava facendo il suo lavoro, stava cercato di salvare delle vite, visto che sono partiti anche dei proiettili, e è stato condannato pesantemente e adesso addirittura c'è una mobilitazione generale che parte proprio dalla politica e anche dalla gente. È un momento sicuramente difficile, un momento difficile per Massimo, ma anche per la sua famiglia, quindi bisogna distinguere i due ruoli come amministrazione comunale. Saremo sicuramente vicini a Massimo e alla famiglia perché il momento penso sia veramente complicato. E poi è chiaro che però non può finire così, non possiamo permettere che una brava persona che semplicemente stava facendo il proprio lavoro per guadagnare lo stipendio, per mantenere la propria famiglia, si trovi a dover scontare 9 anni. E chiaramente non ci muoveremo all'interno della legalità, cioè rispettando tutte le leggi, però già dai primi avvisaglie ci sono tantissime persone che non condividono quello che è stato deciso. Probabilmente inizieremo con una raccolta firme, ma se facessimo questa raccolta firme in tutta Italia probabilmente raccoglieremo milioni di firme. È chiaro che però oggi non è una questione di farsi pubblicità o cercare di attirare attenzione sul caso. Oggi dobbiamo tentare di far sì che Massimo riesca a uscire il prima possibile e quindi bisognerà parlare con le istituzioni, parlare con chi è deputato a fare scelte di questo tipo o interventi di questo tipo affinché Massimo riesca ad uscire, a fare i servizi sociali, a cercare insomma che ritorni a fare una vita quasi normale, anche perché ricordiamo Massimo non è un delinquente, Massimo è una persona che lavora, una brava persona che stava semplicemente facendo il proprio lavoro e quindi è chiaro che trovarsi a dover tutelare una persona che fa il proprio lavoro e invece qualcun altro ha difeso chi delinque, è chiaro che la cosa stride in maniera pesante. C'è chi ha detto addirittura pare ci siano diversi tipi di giustizia, una giustizia di serie A e una giustizia di serie B. Io non entro nel merito di cosa abbiano deciso i giudici. Da quello che si legge nei giornali sembra che comunque nel processo di Cassazione qualcosa che il pubblico ministero abbia chiesto non sia stata ascoltata, quindi anche questo fa un po' pensare. Noi però oggi dobbiamo occuparci di Massimo. La sentenza è arrivata, non pensavo fosse così nel breve, non pensavo soprattutto fosse una sentenza di questo tipo, ma non pensava neanche Massimo. Oggi bisogna cercare di lavorare per raggiungere un risultato. Sono finiti i tempi delle chiacchiere, oggi bisogna muoversi. Bene, io ringrazio il sindaco di Cittadella Luca Piero Bon e ricevo la linea allo studio. Grazie molte a Vanessa Banzato, inviata a Cittadella, al sindaco Piero Bon. Chiudiamo con una bella storia, cantano l'inclusione, organizzano spettacoli e il loro video è diventato virale sui social. È il coro Anton, cioè un coro speciale nato da un gruppo di persone che si sono raccolte intorno ad un papà e al suo bambino, ora un giovane adulto, che convive con la distrofia muscolare di Duchenne. Accessibilità, cantata anche nel linguaggio dei segni, una canzone che celebra l'inclusione, ed il video del coro Anton di Treviso diventa virale sui social. Anton è un ragazzo di 20 anni affetto da distrofia muscolare di Duchenne, è in carrozzina da quando ne aveva 13. Il papà, Carlo Mussi, chitarrista autodidatta, ha deciso di fondare un coro e di organizzare degli spettacoli per raccogliere fondi per la ricerca. Io all'inizio appena ho sentito che mio papà voleva fare un coro ho detto sì vabbè, poi se si mettono a fare anche queste cose non so quanto verrà,
bene la cosa. Poi ho visto che poi pensavo dicendo chissà chi viene, magari non viene nessuno, però dopo ho visto che c'era gente, è venuta gente a cantare, a provare, ho visto vabbè dai, è anche bello. Un'avventura nata così, con un primo spettacolo a Mogliano. Dicevo vabbè forse non verrà neanche nessuno a vederci, invece facevamo anche fatica a far entrare le persone, che era pieno, però alla fine è venuto tutto bene. Di qui l'appello di Papa Carlo a partecipare alla vita degli altri, avvicinandosi alle tante realtà che hanno bisogno di sostegno. È tutto molto importante tenersi per mano e viaggiare insieme in questo viaggio nella vita, questo è il nostro messaggio. E se è possibile cerchiamo di fare qualcosa principalmente per Antonio, per ragazzi come lui che ancora non hanno una cura nella loro malattia. Chiudiamo con questo servizio di Marta Marangon, grazie per averci seguiti e poi ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Grazie molte e buona giornata.